Oggi non è più così, tanto più in una fase di divisione sindacale o forte, diciamo così, diversità di opzioni fra i maggiori sindacati, tanto più si pone l'esigenza di individuare regole, perché solo attraverso le regole, diciamo, la differenza di posizioni fra i sindacati può persino diventare un elemento positivo di competizione. Senza le regole quella divisione diventa scontro entropico che fa perdere forza a tutti, come diciamo, si rende evidente, e determina meccanismi in cui poi ci si trova prigionieri. Adesso, su questo non voglio dire altro, ma nell'osservare i comportamenti di alcuni sindacati, oggi, proprio in questi giorni di confronto sulla cosiddetta manovra, si ha la sensazione che, diciamo, ci si è messi in una condizione quasi da prigionieri di un meccanismo, no? Rendendosi, come dire, quasi incapaci di esercitare una libera scelta. Da qui l'essenzialità di regole, le quali dicano chi contratta, come si contratta e alla fine chi decide, diciamo, in un evidente intreccio sobrio fra la democrazia delegata e la democrazia diretta. Questo è un punto, diciamo, del non detto dello statuto, frase di Massimo D'Antona, che oggi andrebbe riempito e definito. Poi c'è un problema di aggiornamento. Io penso al campo di applicazione dello statuto, no? Qui a volte si sentono recitare stereotipi sul dualismo, sulla separazione fra insiders e outsiders. Poi si scopre che i cosiddetti garantiti magari sono quegli 8.000 lavoratori della Telecom che rischiano oggi di perdere il posto di lavoro, gli operai della Fiat. Ma l'articolo 35 dello Statuto limita in parte il campo di applicazione dello Statuto, la tutela reale contro i licenziamenti ingiustificati e la costituzione della rappresentanza sindacale in riferimento a un criterio occupazionale, i famosi 15 dipendenti. Non è che questa cosa esiste solo nello statuto, esiste in tantissima parte della legislazione del lavoro, pensiamo solo al tema della cassa integrazione. Ora, questo è un criterio che andrebbe ripensato, se ne è parlato molte volte, ma non sono stati fatti molti progressi. Cioè, ha ancora senso individuare nel limite, nel criterio occupazionale, il discrimine? Con ciò, diciamo, incentivando quella legislazione ormai, diciamo così, inesauribile, per cui non si contano certi lavoratori nell'organico, come se fossero, diciamo, lavoratori di serie B o C, gli apprendisti, il part-time sono nei limiti, i somministrati, eccetera, eccetera. Quindi completamento e aggiornamento, ma soprattutto il tema di oggi è quello di contrastare l'aggiramento, lo svuotamento dello Statuto. E mi riferisco naturalmente a questa enorme crescita dei contratti di lavoro non a tempo indeterminato. Attenzione, a volte si gioca sui termini, no? Qualcuno dice il contratto a tempo indeterminato è il posto fisso, le cose incredibili dei voucher, degli stage, dei tirocini usati. Allora qui c'è un punto concettuale da mettere a fuoco, insomma, per vedere se su questo. Certo che nel mondo di oggi, diciamo, le esigenze oggettive di flessibilità nella prestazione di lavoro, che sono sempre esistite, perché i lavori sono sempre esistiti, le differenziazioni sono sempre esistite fra diversi settori produttivi, grandi e piccole imprese, ma certo che oggi quelle esigenze sono più forti. Bene, allora l'esigenza di flessibilità, no, viene misurata e regolata.
e resa compatibile con il fatto che il lavoro non può essere l'ultimo anello della catena produttiva. Ma quello che è successo in questi 10 anni non è questo. Quello che è successo è stata una, diciamo, incentivazione indiscriminata. La flessibilità non è più stata considerata come un'esigenza oggettiva con cui misurarsi, ma è diventato un valore. Ragione per cui si è esteso in maniera incalcolabile l'uso opportunistico della cosiddetta flessibilità. Ma voi mi spiegate perché in uno studio professionale un giovane deve essere assunto o in una casa editrice o in un giornale con uno stage sottopagato senza limiti di tempo? Cioè è la globalizzazione che lo impone? Perché in un supermercato una cassiera deve essere assunta con un contratto di collaborazione coordinata? È la competizione globale che ce lo impone? Ma no! È evidente che qui diciamo, un intero assetto delle politiche del lavoro vanno ripensate. E va costruito un meccanismo che incentivi la stabilizzazione, no? Non inseguendo miraggi e promesse illusorie, tipo contratti unici dove si scambia l'articolo 18 con non si sa che cosa, no, costruendo un insieme, diciamo, di meccanismi orientati a rendere conveniente la stabilizzazione. Perché oggi alle imprese, alle aziende, ai datori di lavoro, i contratti precari sono utili 2 volte. Uno, perché è evidente che il lavoratore precario, diciamo, ha una capacità di tutelare i propri diritti inferiore a un lavoratore che ha la garanzia, diciamo, della stabilità, no? Quello aspetta di essere riassunto, si ammalerà, non si ammalerà, gli chiedono di fare lo straordinario, fa lo straordinario, non gli pagano la maggiorazione dello straordinario, non sta a chiederla, sciopera, non sciopererà. È evidente che quindi il condizionamento della instabilità determina, diciamo, maggiore convenienza, ma in più il lavoro precario è conveniente anche sul piano economico, e quindi è questa la cosa che oggi si dovrebbe fare guardando al problema della crisi. E quindi cominciando col dire che la prima cosa da fare sarebbe costruire meccanismi di intervento di tipo universalistico, diciamo, ma diciamo minimamente egualitario nei confronti dei lavoratori colpiti dalla crisi, cominciando dai lavoratori che non hanno la garanzia del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Invece stiamo utilizzando questo meccanismo degli ammortizzatori in deroga, che naturalmente, essendo quello che passa il convento, va utilizzato, ma che in sé diciamo, è proprio un paradigma dell'ineguaglianza. Andrebbe fatta quella cosa lì. E invece cosa si fa? L'arbitrato di equità. Cioè l'arbitrato di equità venduto come il non plus ultra della modernità. Per fortuna che c'è Umberto Romagnoli che queste cose le ha studiate e ci ricorda che questa roba qui si faceva nel 1800, quando, non essendoci il diritto del lavoro, si costituirono collegi cosiddetti dei probiviri per costruire la giustizia del caso concreto. Ma detto oggi, questa formula, arbitrato di equità, no? che ha una sua seduttività, perché uno dice, beh, sono un arbitro equo in fondo, no, significa che non esistono norme, principi inderogabili, che si fa la giustizia tanto al chilo, per di più con una clausola stipulata al momento dell'assunzione, purché certificata da... ma per carità, ma dovrebbe avere il pudore, quella roba lì, anche perché il Presidente della Repubblica gliel'ha scritto nero su bianco, di prenderla, metterla nel cassetto, parliamo di altro, no, invece insistono, hanno un po' meno sprint a quanto vedo, no? Ma insistono.